Eccoli mentre salutano con la mano. Sono i protagonisti del progetto Inclusione Spiagge Venete, mentre a bordo della loro barca a vela dalla laguna si stanno dirigendo verso il mare, in quel di Jesolo. Persone con disabilità fisiche e sensoriali di vario genere, con Maria Chiara e il suo racconto del mare. Il mare mi è piaciuto tantissimo e sono felice per la prima volta sono andata in barca con i miei amici di IEPD e questo per me è stata una emozione più grande. Poi c'è Daniele, nei suoi occhi ancora il bagliore del sole. Il mare è bellissimo, il mare è unione e regattare sul mare è il massimo per la nostra, è una delle cose più importanti per noi perché è un'esperienza importantissima che non ci è permessa in molti casi. Ragazzi disabili di diverse associazioni venete, con molti di loro che sono saliti in barca per la prima volta, arrivando a toccare il cielo mentre vogavano in canoa, sempre per la prima volta. Ragazzi che hanno potuto usufruire di acque finalmente accessibili grazie a tutta una serie di servizi ricreativi, attrezzati e organizzati appositamente per loro, per sentirsi tutti uguali nel vento. Avere a disposizione delle realtà praticamente che non hanno mai visto il mare e sentire le loro emozioni è una cosa che a me ha toccato veramente molto profondamente. Progetto questo della Regione Veneto nel nome dell'inclusione sociale e turistica, che racconta del grande viaggio della vita e di come attraverso le asperità si possa arrivare a toccare le stelle, perché, scrive Tiziano Terzani, la fine è l'inizio. Lo racconta Matteo Giommo di Biancade, la soddisfazione e la fierezza di essere protagonista della propria vita, che poi è quella di tutta una nazione. A fine mese parto per i mondiali di tennis tavolo e si svolgeranno nell'isola di Madeira in Portogallo e vado a rappresentare la maglia azzurra d'Italia.